Buonasera, voglio e forza, forza Napoli. Voglio non ci sta niente da fare, non c'è niente da fare, Giulietta è proprio una zoccola. Giulietta è la conferma che è proprio una zoccola, non infatti, come infatti la piglia da rete. Ah, tre babà, zucuso, tre babà. Al bacio, bello con tutto che la rum, zucuso, grande Napoli, fino al 72esimo, perché fino al 72esimo, tutto ok, questo Chievo non ha capito niente, fino al 72esimo, poi come è arrivato il gol siamo andati in bambola, non c'è sta niente da fare, noi il gol lo dobbiamo sempre prendere. Questa cosa a me mi preoccupa, perché se il Chievo non segnava da 200 e passa minuti, come vogliamo non far segnare al Real Madrid che segna sempre? Questa è la cosa. È vero che Koulibaly, da quando è venuta questa Coppa Africana, non si sta capendo niente, lo vedo proprio tutto stunato, secondo me stava troppo solo là, troppo solo, ha dato proprio in capo, ha finito di bruciare come era nero, ha finito di bruciare in capo. Poi speriamo quando a più presto effettivamente si riprenda, perché non possiamo prendere gol così, non possiamo proprio prendere gol così. Un bel gol dopo il 51esimo tiro a giro, un bel gol Insigne dopo il 51esimo, mettevo qualcuno da 1, 2, 3, è arrivato al 51esimo, quel tiro a giro finalmente oggi è entrato dentro. Va bene, presidente, quello ha giocato con la cazzimma solo lui, oggi questa partita, ma mettiti scurno, presidente, sei una vergogna. Io sto con Sarri, tu sei una merda. Perché sto ancora innervosito per questa cosa qua con te. Punto primo. Poi grande gol di Hamsik. E poi Zilischi che è entrato al posto di Allan infortunato. Speriamo che non sia niente di grave. Per Allan. È sfiorato pure il gol Milik che è entrato al posto di Paoletti. A proposito di Paoletti, ma a me su Paoletti non lo so, poi se ne viene il presidente, non bisogna farli giocare, è vero, per l'amor di Dio, per farli prendere forma bisogna farli giocare. Sì, ma questo Chievo manca ha fatto niente. È stato più propositivo Milik quando è entrato gli ultimi minuti che Paoletti, che ha fatto da poco tutta la partita. Ma però ovviamente comunque spero che l'unica cosa che spero che non oscurano a Mertens, perché non se lo merita, perché ha fatto un campionato di fuoco e ha tirato avanti la carretta del Napoli, perché se non era per lui speravamo a un monicchio piccerino e noi facevamo tutti i gol e mo segnavamo tutti i gol, perché siamo realistici e siamo seri, perché è così. Oggi a parte il gol ha sbagliato un sacco di passaggi, ha rischiato pure di far segnare quei passaggi di cambio gioco dall'altra parte. Guardatele queste cose, non guardate sempre perché è segnato, guardatele queste cose, guardate, o volesse fa sagli capo solo perché ha segnato al Bernabeu dopo il 51esimo tiro, ha segnato. Per me rimane sempre un giocatore mediocre, un buon giocatore, ma non un grande giocatore. Per me rimane sempre tale, non cambierà mai la mia scelta. E ora vi dico un'altra cosa, il presidente, visto che è una merda, ha elogiato tanto Insigne, sapete perché? Perché giustamente vuole dare più spazio a Insigne per farlo, se in caso che segna qualche gol in più, aumenta il prezzo e solleva un pippa, solleva, di chi? Perché chi lo va trovando o tabacco va trovando. Vuole i soldini, erano i soldini in più,
aumento il cartellino, l'ingaggio, e giustamente, anzi, avrà le richieste, perché fino a mo' nessuna tiene, solo Milan mi sembra, avrà le richieste e il presidente effettivamente si chiama una cosa di soldi da sacco. Mo' si è creato sto cinematografo che ha fatto lui, che è una vergogna proprio, è uno schifo di presidente, è proprio uno schifo di presidente. Sarri. Ma come si fa a pretendere da Sarri una partita giocata al Bernabeu come prima esperienza da 8 undicesimi? Al Bernabeu lo conosce Albiol, che ha giocato nella partita, Callejon, e come si chiama? E Peperena. Poi il resto, chi ci sta come esperienza? Quando a Newton campo facevano i serve così, che non l'avevano mai vista. Quindi che pretendeva? Quella merda del presidente? Che pretendeva quella merda del presidente? Che è solo una merda. Ma lo dico con tanta rabbia perché è proprio una merda. È proprio una merda. Non merita proprio sto sporco romano. Non merita proprio sto sporco romano. Io sto con Sarri per tutta la vita, sto con Sarri. Avrà le sue pecche perché fa a volte scelte sbagliate, eccetera, eccetera. Ma io sto con Sarri. Devo dire la verità. Callejon, sinceramente, io l'avrei fatto pure un po' riposare gli ultimi 10. Avrei inserito Mertens. Posto di Callejon. L'avrei inserito Mertens. Metteva i giaccherini di là. E così almeno giocava pure Mertens. Ma oscurarlo proprio in questa partita mi è sembrato proprio brutto, vi devo dire la verità, mi è sembrato proprio brutto. Poi, che vi devo dire, sono le scelte sue, l'allenatore lo fa lui, però non meriterebbe di essere oscurato. Chi dovrebbe meritare di essere oscurato un po' in più è l'Umnicchio Piccirillo, perché Mertens ha fatto il triplo di quello che ha fatto che la Mardella Piccirillo, tutto qua. Che quella merda il presidente l'ha elogiato solo a lui, solo perché ha fatto i gol al Bernabeu, ha fatto i gol che effettivamente ha riaperto un po' la speranza di qualificazione, su questo bisogna dirlo. E poi dici che non ha giocato con la Cazzini, perché Hamsik non ha giocato bene, Hamsik non aveva giocato bene. Non ho idea di quella merda che abbiamo come presidente. Voglio comunque, mi godo questa vittoria, sono consapevole che Giulietti è ancora più zoccolo perché oggi l'ha pigliata rete, quindi si gode 3 babà al bacio che ne rum zucuso. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli, perché tutto il resto è Munnezza e Sicchielu. Ciao, voglio e forza Napoli.